Benvenuti al nostro matrimonio. È il giorno del matrimonio, c'è il corteo che adesso sta girando per il paese e arriverà alla chiesa dove poi c'è il matrimonio vero e proprio. Ci sono davvero tanti gruppi folk, ho anche visto gli amici di Sardara. Anche proprio bellissimo stage. Questa è una casa tradizionale campidanese, ha questo porticato che dà sul giardino, questo si chiama Lolla in lingua sarda. Come poteva essere una stanza di un giovane ragazzo, il bagno in camera dell'epoca, una brocca con dell'acqua e una bacinella e lo specchio. Questa è la stanza dei parenti, i genitori, come vedete c'è la culla ai piedi del letto. Qui è dove avverrà la cosa più importante della celebrazione, quindi gli sposi scambieranno le promesse in questo piccolo altarino. Questo luogo è custodito da una confraternita che si occupa proprio di mantenere questa tradizione viva nel tempo. Questo è un dipinto antico dove si vedono anche i membri della confraternita con il loro tipico copricapo che ultimamente non usano più, però quello è il vestito originale della confraternita. E su questo piano superiore che si vede qua, lì è dove si riunisce la confraternita, è bellissimo, è un luogo segreto. Fantastico. Le promesse di matrimonio rimangono qui, adesso non ricordo se non sbaglio 25 anni, prima che poi gli sposi possano venire e riscattarle, quindi prenderle. È un evento a cui da giorni ormai partecipa tutta la comunità di Selargius e poi richiama persone da tutta la Sardegna. Addirittura fanno anche la diretta nella televisione sarda. Tutto l'evento per vari giorni è visibile in diretta. Un piacere essere qua. Gli amici di Villassor mi hanno offerto una birra, andiamo a trovarli presto. Anche loro, certo. È molto flessibile. Si è aperto il rubinetto. La guarnizione di gara. Qua faccia freddo, guarda, pisciando. Ha fatto mezzo litro e una gazzetta.